Ma buongiorno compari e benvenuti nell'episodio numero 26 del Sicily's Journey. Oggi siamo a Caltanissette, ci siamo arrivati con la Giulietta. Venite con noi. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... E allora compari, super mega collaborazione per questo grandissimo episodio. Siamo direttamente con Luca della Proloco di Caltanissette che ci accompagnerà durante tutto il giro di oggi. Tra l'altro vorrei aggiungere che grazie a Sicilia Tour Leaders abbiamo trovato questa grandissima persona che ci sta accompagnando oggi. Davvero grazie. E Giancarlo, anche se oggi non c'è col cuore come sempre. C'è col cuore. Grazie Giancarlo. È con noi. Per entrare nella chiesa di San Sebastiano, non siamo già entrati e stiamo andando a guardare i colatoi, che sono delle cripte dove venivano Diverse da quelle che abbiamo visto a Gangi. Ok, i colatoi venivano utilizzati per essiccare i morti. Sono dei colatoi con postazione a sedere, quindi al centro c'è un buco da dove venivano posizionati, insomma, i corpi proprio in posizione seduta. Da questo buco e poi da questo passaggio venivano fatti defluire tutti i liquidi corporei per poi finire in questo canale di scolo direttamente collegato con le fognature della città. La cosa interessante è che non era dedicato soltanto a preti o comunque a persone importanti, ma anche a persone normali o comunque non proprio importantissime. Tra l'altro siamo stati davvero fortunati ad aver potuto visitare questa cripta perché la chiesa ormai praticamente è chiusa, ma grazie a Luca e alla Proloco su richiesta è possibile visitarla, per cui se volete fare anche voi questa esperienza vi lasciamo il link in descrizione, basta contattarli e vi apriranno tutto. Cambio di itinerario, stiamo andando a vedere la Provvidenza, che sarebbe un quartiere di Caltanissette, perché la cattedrale ce l'hai messa e c'è anche qualcuno di importante, Più importante di noi. questo lo dici tu. Quello che ci troviamo adesso è il progetto pilota del quartiere Provvidenza, un quartiere vecchissimo di Caltanissette che è stato rivalutato e rivisitato in questa chiave antico-moderna, e tra l'altro siamo super fortunati perché, anche in questo caso, perché questo progetto pilota è stato inaugurato praticamente 2 o 3 settimane fa, quindi siamo tra i primissimi a potervelo far vedere. Tra l'altro 2 passi al centro, quindi magari una capatina. Girando per il quartiere della Provvidenza ci siamo imbattuti in questo murales che praticamente raffigura la regina della Provvidenza ed è davvero magnifico. Cosa interessantissima che ci ha appena detto Luca, il ragazzo che ci sta accompagnando, è che il campanile della cattedrale ha un orologio e praticamente il numero 4, invece di essere raffigurato con la I e la V, è raffigurato da 4 stanghette. Queste 4 stanghette sono dei simboli, ci ha spiegato, massonici, e questo simbolo indica praticamente la presenza della massoneria nei dintorni, ed è una cosa davvero fighissima, perché se voi non lo sapete non ci fate totalmente caso al fatto che quel 4 è scritto male, no? Ovviamente tutte informazioni da prendere con le pinze perché non genera certezza. Sono segrete. Segrete, non le dite a nessuno, insomma.
Ok, questi sono alcuni minerali che vengono dalle miniere della nostra provincia, sono delle targhettine che indicano proprio la miniera di provenienza. Fine 1800, prima del 1900, Caltanissetta è capitale mondiale dello zolfo, viene estratto tanto di quello zolfo da finanziare sostanzialmente tutte quante le armi che soprattutto vengono utilizzate dai tedeschi e dai russi, quindi sostanzialmente abbiamo dato le armi a chi ci ha ucciso, ecco. Però è una cosa molto curiosa che ha portato anche molta ricchezza alla città, nonostante sia una parte molto particolare, ecco, della nostra storia e non molto felice. Fantastico tutte queste cose che abbiamo visto, vero? Assolutamente sì, e potete visitarle nell'Info Point che c'è praticamente in piazza, è tutto gestito dalla Proloco, quindi top, magari incontrate pure Luca. I've had enough of your problems. I've had enough of your doubts. To keep on telling me dreams, baby. To keep on wearing me. Dietro a questo bellissimo serpente di arte contemporanea troviamo quello che era una volta un bunker antiaereo, che adesso viene adibito come museo di mostre. Come una... Sì, assolutamente, museo tra l'altro non visto, quindi varia sempre. Assolutamente, sempre di arte contemporanea. Sempre di arte contemporanea. Keep on telling me dreams, baby. To keep on wearing me out. It's 4 o'clock in the morning. So won't you leave me alone? Don't wanna hear your dreams no more, baby. 'Cause I got some of my own. Ora che la messa è finita, stiamo per entrare alla cattedrale. Vediamo un po' cosa ci aspetta. La chiesa è fighissima, davvero bellissima. Tra l'altro il tetto ci raccontano che è stato fatto con lo stile tramdale, che sarebbe uno stile che prende un po' di tridimensionalità. Difatti è proprio come se fosse una finestra che si affaccia nel paradiso. Davvero una cosa super particolare. Un'altra cosa curiosa degli affreschi che ci sono sul tetto è che c'è un personaggio in particolare con i capelli rossi e gli occhiali. La cosa curiosa è che raffigurando personaggi biblici, no? Degli affreschi, i personaggi biblici non avevano gli occhiali, appunto, e quindi praticamente si presuppone che sia uno scherzo degli allievi del pittore, di Borremans, che hanno voluto fare mentre dipingevano proprio il tetto. I vescovi sono sepolti qua, tomba dei vescovi, proprio qua. Ed è con grosso dispiacere che dobbiamo salutare Luca, ma lo ringraziamo tantissimo, grazie mille Luca. Ragazzi, per un Alla vero piacere. prossima. E se avete bisogno contattate Luca e la Proloco, trovate tutti i link in descrizione per qualsiasi cosa. Grazie mille Luca. Ci trovate qua, grazie a voi ragazzi. Ciao. Dopo aver salutato Luca, il nostro grandissimo amico, ci stiamo dirigendo verso il castello di Pietrarossa. Ci siamo imbattuti in questo viale pieno di murales e pieno di arte contemporanea. Benvenuti nel castello di Pietrarossa, Anche se è grigia. anche se è grigio, vabbè. Comunque la cosa fantastica è che adesso state per vedere una fantastica spiegazione fatta dal nostro carissimo Luca su com'era il castello tipo tantissimo tempo fa. Questo è un plastico che raffigura più o meno l'originale castello di Pietrarossa. Ad oggi si presenta così come è in foto, ovvero con la presenza della chiesa di Santa Maria degli Angeli, un convento proprio qui accanto, la torre che segnava insomma l'ingresso all'interno del castello. Questa palazzina ad oggi è ancora visibile, parte anche delle mura di cinta laterali. Questa parte purtroppo è crollata all'incirca nel 1500 e i Moncada hanno utilizzato questa pietra per costruire diversi palazzi del centro storico, quindi hanno riutilizzato la pietra, e ad oggi sono ancora presenti anche questo pozzetto e parte di questi melli che si trovano a terra insomma in quest'area. Purtroppo non è accessibile, ma si può entrare insomma nell'area che è antistante proprio la chiesa. Nella parte inferiore si intravede una porticina, ad oggi più o meno c'è il segnale di dove è posizionata. Deve essere questa una via di fuga di emergenza. In caso di attacco chi viveva nel castello doveva scappare da questa porta.
In realtà per un paio di volte è stata utilizzata al contrario, quindi la spia interna ha fatto entrare i nemici per la conquista del territorio. Comunque, è piaciuta la descrizione di Luca? Ora però guardatevi com'è realmente il castello adesso. Stiamo andando a mangiare in un posto che ovviamente ci ha consigliato direttamente Luca, quindi sicuramente sarà tutto molto molto buono, vi facciamo sapere. Tra l'altro un posto che hanno prenotato direttamente loro Vero, per vero, noi. assolutamente, Davvero super cordialissimi. gentili. E questo posto come si chiama se non il Teatrino? Un posto adatto per due clown come noi. Poteva chiamarsi il circo, però... Circo, vabbè. Allora, menù sul telefono come al solito, molto meglio. È super mega fornito, c'è davvero un botto di roba. Ma cosa abbiamo preso? Messi. Oltre Messi, cosa hai preso? Ho preso una buonissima cacio e pepe tipicissima di Caltanissetta, vorrei far notare. E poi ci stiamo smezzando una grigliata. Quindi che ci stiamo smezzando? No, allora, prima vi dico che io ho preso delle tagliatelle, broccolo e pancetta, mentre ci stiamo smezzando degli straccetti di manzo, pomodori e olive. Guardate a chi è arrivato già il piatto e a chi invece ancora non è arrivato niente. Però sembra molto cremosa questa pasta. Sai perché è cremosa? Che cremosa. Perché non te la puoi mangiare. Ma io non ho bisogno della pasta per cibarmi, mi cibo già di sport, come gli italiani medi. Ti stai guardando? La MotoGP, forza Pecco Bagnaia. Forza cacio e pepe. Allora, abbiamo appena finito di mangiare i primi e sarò sincero, 10 euro per delle cose così tanto abbondanti sono ben spesi. Vi giuro, siamo sazi solo col primo, non abbiamo preso antipasto e adesso sto vedendo questa roba che non mi sto ricordando come si chiama. Straccetti di pollo, di manzo. Ok. Beh, fortunatamente è meno abbondante del previsto, però comunque sarà una gran fatica, ma diciamo che per la patria ci sacrifichiamo tranquillamente. Assolutamente. Al Teatrino, posto fantastico. Direi prezzo stra super onesto, 35 euro. Abbiamo mangiato un botto. Se ci andate e non avete nemmeno troppa fame, un primo vi basta. Quando alla abbiamo grandissima. mangiato? Un botto, una cifra. Sì, troppo Una cifra assai. troppo assai. Mamma davvero, mia. È davvero buono, onesto. Siamo davvero sfatti perché questo è il primo caldo stagionale e ci sta abbastanza distruggendo. Ma il problema sai qual è? Che sono le 5 e siamo ancora a metà giornata. Siamo ancora a perché metà devo fare un giornata. sacco di cose. Ancora è la parte interessante perché stiamo andando a vedere le cose davvero uniche. Perché le chiese ce l'hanno tutti, ma quello che stiamo per vedere non ce l'ha quasi nessuno. Ed è vero. Per questa tappa pomeridiana ci siamo dovuti spostare a Villaggio Santa Barbara. E cosa stiamo andando a vedere? Stiamo andando a vedere un fenomeno naturale davvero super interessante, cioè Ma- i vulcanelli di Caltanissetta. I vulcanelli. Vulcanelli, cioè io adesso quando l'ho scoperto ho detto what? What? Quindi andiamo. Andiamo. E Però questa è sapete una l'entrata. cosa? Che c'è il pertugio per C'è il entrare. pertugio per entrare. Questa è l'entrata. Speriamo di trovarli, sinceramente. Bright pads on
secondo te è caldo? Non lo so, vuoi rischiare a toccarlo? Sì. È freddo. È freddo, ok. Boh raga, è incredibile questa roba, guardatela che tipo di cratere c'è. Totalmente unexpected come Ma è roba. fighissimo. Ops. Oh ragazzi, ma perdoate Matteo e Giuseppe del passato perché sono stati davvero due incoscienti, dato che questi vulcanelli si chiamano Maccalub e si formano sopra delle riserve di gas metano che, se vengono sottoposte a delle variazioni di pressione e a troppo divertimento, potrebbero esplodere come in questo video. Wow. Quindi state molto attenti e non divertitevi troppo. You in a big way, but you really didn't have to go and be like that, be like that, be like that, be like that. I love you in a big way, but you really didn't have to go and be like that. Voto? 9 su 10. 9 su 10, no, davvero, cioè. Quel punto è perché non sono valorizzate. Se fossero Vero. valorizzate, quindi con un sentiero, un cartello, basterebbe davvero pochissimo. Anche un'entrata. Anche un'entrata. Quindi comune di Caltanissetta ci ascolti, valorizzate questi vulcani perché sono davvero Una bellissimi. figata. Sì. Ci siamo radiotrasportati. Che battuta inutile. Qui, in questo posto fantastico, con questa vista Siamo davanti al fantastica, Cristo Redentore, per il Cristo Redentore. che ha una lore / storia molto interessante che vi racconto troppo più. You didn't have to go and be like that, be like that, be like that, be like that. Matteo per i sociopatici, cosa ci racconti? Allora vi racconto che questa bellissima statua del Cristo Redentore, questo fantastico monumento, è molto importante perché ce n'è uno in ogni regione e quello della regione Sicilia si trova proprio a Caltanissetta. Tra l'altro sono enormi, noi Sì, credevamo sì, fosse una roba piccolina, invece è Una cosa enorme. per il meme. Per il meme. È vista da urlo. Sì, sì, fantastica. Tra l'altro il punto più alto di Caltanissetta. Mamma mia. E poi Way. Wish you didn't have to go and be like that, be like that, be like that, be like. che posto, signori, per fare la conclusione a questo fantastico video, se non sotto le antenne. Video fantastico perché finisce qui questo episodio variopinto qui a Caltanissetta. Abbiamo fatto davvero un sacco di cose. Dobbiamo chiaramente ringraziare City Tour Leaders e Luca per averci permesso di fare tutte queste cose in questa città che è spessissimo sottovalutata, ma che in realtà, come avete potuto ben vedere, c'è un botto di roba da fare. Caltanissetta. Quindi No. finito questo video vi direi che di andarvi a recuperare gli scorsi video che abbiamo già realizzato, cioè Caltauture e vari Pititus Journey. E noi come al solito ci stiamo appuntando tra ben 2 settimane Col davanti prossimo- a Rai Way. Davanti a Rai Way. Alla prossima. Al prossimo episodio. Didn't have to go and be like that, be like that, be like that, be like that. Staminica check.